Oggi seguiremo un lungo filo dorato che ci porterà da Dorgali fino a Bosa, un filo che racconta di antichi mestieri e di arte del sapere. Questo filo si chiama filigrana. Intreccio di sottili fili granulati, d'oro e d'argento, la maestria degli artigiani orafi, la simbologia di un'isola misteriosa costituiscono il grado d'eccellenza che ha dato via all'Oro dei Nuraghi, un progetto di valorizzazione dell'arte orafa sarda realizzato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, in collaborazione con i comuni di Bosa e Dorgali. Ecco, questa è la filigrana sarda, un lungo, sottile filo che collega la storia e la tradizione della Sardegna. Da millenni le donne sarde tramandano i gioielli da generazione in generazione come oggetti sacri e preziosi. La simbologia dei disegni è ancora oggi frutto della tradizione, elaborata da mani sapienti di artigiani orafi che a loro volta tramandano il sapere delle mani. Questo è il valore che la Camera di Commercio di Nuoro vuole preservare e sviluppare con varie iniziative di supporto e con la diffusione oltre i confini regionali. Questo gioiello è sicuramente un passaggio importante nella mia esperienza di artigiano. Nasce da un incontro con altri colleghi della provincia di Nuoro, sponsorizzato e portato avanti con la collaborazione del Consorzio 21 di Cagliari, in cui abbiamo studiato nuovi modi di utilizzare la filigrana, in un modo completamente diverso a quello tradizionale. Questo è una maniera modulare di costruire il gioiello, cioè realizzare dei moduli in filigrana che poi montati, agganciati insieme vanno a costruire un gioiello, quindi le varianti possono essere infinite. Le varie espressioni creative di Sas Prendas, i gioielli sardi, integrano il costume tradizionale. Qui abbiamo la zoiga, che è sicuramente il gioiello più caratteristico del costume dorgalese. È un gioiello costruito interamente in filigrana, composto principalmente da una parte superiore, che descriverei come una farfalla, che sostiene 5 o 6 pendenti, a seconda della grandezza dessa zoiga, di cui il principale è la croce centrale. Il gioiello, oltre che essere costruito interamente in filigrana, si caratteristica appunto dai numerosi castoni che contengono delle pietre verdi e rosse che vanno a formare il design della zoiga. Il tutto viene indossato con un nastrino aderente al collo. Eccoci arrivati a Bosa, dove il valore della tradizione si esprime nella lavorazione della filigrana e del corallo. La tradizione va di pari passo con la creatività e abbiamo l'onore di poter ammirare modelli sempre in evoluzione sulle basi sempre della lavorazione artigianale. Certo, guardate qua si può vedere infatti la rosetta, che è un inserto tipico del girocollo a triangolo, uno dei modelli più tradizionali.
che è composta praticamente da 8 gocce o più a seconda del modello che si deve realizzare, saldate assieme, vuote e riempite con la filigrana, quindi con un filo di oro attorcigliato e poi saldato all'interno delle gocce. Tutto categoricamente a mano. Tutto assolutamente a mano. Un classico dell'arte orafa conosciuto a molti è la classica vera sarda, che presuppone una lavorazione non solo antica ma anche molta pazienza, buona vista e molta creatività. Assolutamente sì, la fede è uno degli oggetti più antichi della lavorazione in filigrana ed è composta da uno scudo superiore completato dai grani e da un gambo inferiore. Questo è il modello classico, che poi è stato integrato da un modello successivo con lo stesso tipo di lavorazione ma a giro, per cui una lavorazione che gira attorno al dito, sempre con i grani e con i canottigli che sono la base dove saldare i grani. Eccolo, questo è il sottile file d'oro che governa l'artigianato orafo della Sardegna. Sembra quasi impossibile pensare che tutto nasca da questo filo. Questa è una margherita che stiamo realizzando proprio per la serata della sfilata dell'oro di Nuraghi, interamente fatta a mano, in filigrana, in perlata, è un po' stilizzata, è un po' anche grande, nel senso che praticamente dovrebbe essere un bel oggetto appariscente, nel senso che quando lo indossa uno lo nota subito. Questa margherita viene realizzata interamente a mano e al centro posizioniamo un bel turchese della forma di una rosa che rappresenta praticamente un fiore interamente stilizzato. E quel bellissimo sole? E questo è lo stesso un oggetto che stiamo realizzando adesso, ultimando adesso, e questo viene sempre imperlato intorno con delle agate verdi e delle scaramazze bianche che lo renderà ancora più luminoso. A supporto del progetto L'Oro dei Nuraghi anche una serata per mettere in evidenza tutta la preziosità delle creazioni artigiane in questo ambito. L'iniziativa è lodevole, stiamo puntando a rafforzare questa iniziativa. Sarà una biennale, quest'anno è toccata a Bosa, l'anno prossimo dovrebbe toccare a Dorgali per poi ritornare a Bosa. Contiamo di interpellare e far partecipare altri orafi. La Camera di Commercio di Nuoro tende a raccogliere tutte le produzioni orafe del proprio territorio e metterle possibilmente in questo contenitore dell'e-commerce che punterà a proporsi a un mercato internazionale. Strange and mournful day, but the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it so, though it seems strange to say, I've never been late so low. Such a mysterious way, and the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is only a motion away. Child reunion is only
La quarta edizione della serata dedicata a Loro dei Nuraghi prosegue il percorso di promozione dell'artigianato orafo, del gioiello tipico e della sua lavorazione. Gli artigiani mostrano le loro creazioni, vere espressioni di arte e passione. E non solo, un componente che non appare è l'infinita pazienza che occorre nel creare tali gioielli che richiedono lunghi tempi di realizzazione. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day, but the mother and child reunion. Crediamo che l'Oro dei Nuraghi sia un progetto che la Camera di Commercio di Nuoro riuscirà a promuovere anche con l'e-commerce verso mercati sempre più ampi. Vi saluto con queste immagini lanciando un in progress per chi crede ancora che la volontà possa cambiare le sorti della nostra isola.